Attenzione, c'è il matto, non lo vede? Matto, scacco matto! Mamma mia, difesa 300! Mamma mia, difesa 300! Che cosa gli combina? Che cosa gli combina? In pieno mediogioco, un controgioco incredibile mentre lui cercava di fare il matto a me. Io gliel'ho fatto a lui, difesa 300! Mitica, mitica, mitica. Benvenuti amici di mattoscacco.com in questo nuovo video. Oggi ci andiamo a trecentizzare. Sì, lo so che molti di voi non fanno altro che aspettare questo momento assolutamente trash della settimana, e quindi andiamo di bullet con la difesa 300 e andiamo a punire altri malcapitati. Via, partita da un minuto. Sto sito lo odio, ma avevo voglia un po' di cambiare. Ogni volta devo riposizionare la scacchiera, ma secondo voi è normale, Secondo me non è normale, ma neanche un po', però vabbè. Mamma mia che 300, mamma mia che grande trecentizzatore che sono. Sono un trecentizzatore. Ok. Va bene. Ok, facciamo una bella cosa così. Una bella cosa così che onestamente non guasta mai. Non guasta mai. Ah, sono lento ragazzi, oggi sono lento. E ciò non va bene. Non va assolutamente bene. Non va assolutamente bene per nulla. Perché? Perché adesso va bene. Mamma mia, vedo già una vittoria per il tempo. La vedo già, la assaporo già, lo sto già assaggiando. Ho già vinto. Ho già vinto. Ho già vinto, come sto parlando? Mamma mia, che bello, vince per il tempo con la difesa 300. Mamma mia, questa difesa 300, che cosa mi combina ogni volta? Te lo giuro, non so. Non lo so, non so neanche come dire. Ah, ma tu stai facendo il furbo. Stai facendo furbo. Ah, ok. Credevo di aver perso, ragazzi. Va bene, diciamo che mi sono un attimino scaldato. Giochiamo seriamente. Via. Perché gioco sempre con i bianchi, tra l'altro? Mi sto trecentizzando, tutto in pre-move, tutto in pre-move. Sono carico, ragazzi, sono carico come mai lo sono stato. Sto diventando un vero trecentizzatore, ma di quelli seriali. Un trecentizzatore seriale. Ok, andiamo ad incastro. Andiamo ad incastro. Andiamo ad incastro, ragazzi. E qui c'è bisogno di... C'è bisogno di incastri. C'è bisogno. Vediamo un pochettino. Vediamo un pochettino che fare, Questa è sbagliata, ma alla grande proprio sbagliata. Ok. Ok. Si è creato un buco. Si è creato un buco. Dov'è Bugo? Ragazzi, dov'è Bugo? Grande difesa 300. Grande difesa 300. Mamma mia, che forza incredibile. Che forza incredibile. Difesa 300 devastante, ragazzi. Guardate, non sa più cosa fare. È lì che sta cercando un modo per risolvere questa situazione, ma caro amico, c'è poco da fare. C'è veramente poco da fare. Io fossi in te, cercherei un modo per vergognarmi. Ecco, basta. Hai visto? Hai visto? Hai visto? Perché non ti conviene giocare contro la difesa 300? Altra partita.
Ma perché ogni volta devo riposizionare la scacchiera? Ma che cacchio di sito è? Ma perché? Perché mi fate questo? Mamma mia, che velocità. Che velocità questo pre-move, che velocità. È diventata un ippopotamo alla fine, la più grande difesa 300. Che velocità, ragazzi, che grande velocità. Che grandissima velocità. Ok. Va bene. Ok, fin qui ci va abbastanza bene. Anche perché adesso spingiamo, ragazzi, stiamo per spingere. Mamma mia che spinta. Mamma mia che spinta devastante. Che spinta devastante. Devastante, ragazzi, devastante. L'ha fatta, l'ha fatta. Non pensavo che avrebbe mai avuto il coraggio per farla, ma l'ha fatta. L'ha fatta e mi dispiace. Mi dispiace se non vedi le tattiche, ragazzi. Dovete fare i quiz dei problemi scacchistici. Perché se non fate i problemi di scacchi, rischiate che poi alla fine mi perdete una partita vinta. Avete capito? Per esempio, se io adesso non so più cosa fare, è perché non ho fatto abbastanza quiz nella mia vita. Vedi? Vedi che questo adesso si prende la patta. Non dimmi che si prende la patta. Ti giuro, distruggo tutto se si prende la patta. Distruggo tutto, sto per distruggere tutto, ma io vinco per il tempo, cosa che lui non ha ancora capito. Mamma mia, come se l'è cavata, maledetto, sei un maledetto. Sei un maledetto, ma io vinco comunque. Mamma mia, difesa 300. È sempre lei. Forza, avanti il prossimo di bestia. Via. Riposizioniamoci, tanto qua abbiamo capito che la storia è sempre la stessa. Mamma mia, quanto mi sto trecentizzando, ragazzi. Avete visto la difesa 300 con l'arrocco lungo quanto è forte? Mamma mia, veramente potentissima, dico un'altra volta, veramente potentissima, veramente devastante, oserei dire. Questa è brutta, ma questo veramente è brutta, amico mio. Tu così, tu me lo fa perdere le staffe. E se tu me lo fa perdere i staff, allora, mamma mia, sto parlando come Gomorra, ragazzi. Sto diventando camorrista giocando a scacchi, è possibile? Se dicono che sia un gioco abbastanza per bene, un gioco... Oh, sono sotto di 10 secondi, ma questo che è? Questo che è? Oh, dillo che non l'avevi vista, dillo. Neanche l'avevo vista questa. Ma fa niente. Il bello degli scacchi è questo. Il bello degli scacchi è proprio questo, che voi pensate di vedere le cose, ma in realtà non le vedete. Hai capito? È un gioco un po' così particolare. Oh, ma un matto prima o poi te lo prendi o che cosa? Ma che roba è? Non muore più. No, ma ho perso io. Ho perso io, non ci posso credere. C'era sicuramente il modo per vincere qui. No, non ci posso credere. Oh, questo mi ha dato quanti secondi mi ha dato di pappa? Mi ha dato 16 secondi. 16 secondi. Ma questa come si poteva vincere? Fammi vedere un po'. Fammi analizzare. Non me la fa analizzare. Devo passare utente premium col cavolo. Ok, io ho giocato scacco. Lui è andato qua. Potevo giocare questa. Su questa lui andava qui. E c'era questa.
Vabbè, dai, purtroppo quando mancano pochi secondi è così. Ma fa niente, fa niente, fa niente. Vorrà dire che ci rifacciamo adesso, ci rifacciamo adesso. Basta, basta, mi avete incattivito. Mi avete incattivito. Cacchio se era veloce questo. Mamma mia se era veloce. Più veloce della difesa 300 che gioca tutto in pre-move. Tutto in pre-move. Tutto in pre-move. Tutto in pre-move. Sì, ma vai. Tutto in pre-move, ma vai però. Mamma mia, difesa 300 con Rocco Lungo. Mamma mia, che devasto ragazzi, che devasto incredibile. Che devasto, che devasto, che devasto, che devasto. Dico solo questo, poi non dico più nulla, perché tutto ciò che potrei aggiungere veramente non so cosa dire, non so veramente cosa dire. Mamma mia, difesa 300, quanto cacchio è forte, quanto cacchio è forte. Ma veramente devastante, devastante, devastante. E vabbè, che cosa facciamo qua? Abbandonato? No. Ah, ha mosso, non l'ho visto, ma farabutto, farabutto. Voce del verbo farabutto. Fare notte, fare butto. Ah, tac. L'avevi vista questa? Neanche questa avevi visto? Ma non vedi niente. Cioè, mi stupisci. Mi stupisci che al giorno d'oggi, con tutta questa teoria che c'è sugli scacchi, tu non veda queste mosse? Mi stupisci veramente. Sei sicuro di questa mossa che hai fatto? Mi stai rompendo le scatole e tanto anche, tantissimo proprio. Puoi avermi rotto le scatole fino all'impossibile? Certo che puoi. Ma tanto adesso ti faccio questa. Oh, attenzione che prendo il matto qui. Qui mi piglio il matto irreversibile. Mamma mia. Ragazzi, andiamo, che questi sono... Oh, su questo sito sono infamelli, eh. Sono infamelli, ma io sono più infame di voi. Difesa 300 con Rocco Lungo, mamma mia quanto è potente. Guarda, non gioca più nessuno, non vuole più sfidarmi nessuno, proprio perché hanno visto... Hai visto? Si è sparsa la voce che oggi Matto Scacco giocare a difesa 300 su chess24.com e quindi... Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia, che brutta, gioca ai 5 e ho perso il cavallo. Anzi, lo posso ritirare in 8. Che brutta difesa. Ah, che brutta difesa, ma perché gioco queste difese? Che poi non è neanche a difesa 300, cioè diciamola tutta. Non è neanche a difesa, è la versione scrausa, più scrausa ancora, della difesa 300. Poveri noi come siamo ridotti. Dai, donna D3, bravissimo. Donna D3, cattura un passant, cavallo. Ok, detto ciò, perché è importante essere chiari, no? È importante essere molto chiari, avere le intenzioni ben precise, giusto? Ok. Ecco, l'importante come dicevo è essere molto chiari. Mi tocca far questo. Mi tocca far questa. Che brutta situazione. Vedi, non ho giocato a difesa 300 una volta. O uno cerca di fare le cose fatte bene. E poi niente. E poi niente, succede questo. Succede questo. Mamma mia, quella torre che bellina. Che bellina quella torre. Tanto non mi fa matto, non ho ancora capito che non mi fa scacco matto così. Tranquillo, non è matto, non è matto, non me lo fai, non me lo fai, non me lo fai, forse me lo fa? No, c'ho la donna sotto, ragazzi, c'ho la donna sotto di bestia. C'ho la donna sotto, ho la donna sotto. Ho la donna sotto, c'è il matto, c'è il matto. C'era il matto, non l'aveva visto. C'era il matto qui. No, non c'era il matto, cioè potevo catturare il pedone. Mamma mia. Brutta, eh? E se scacco qui? E devo andare qui
andavo qui. C'era il matto, sì. Mamma mia, brutta questa. Ma ovviamente sapevo che l'avrei vinta perché ragazzi, voi quando giocate a difesa 300 avete una consapevolezza di un 99,99% di possibilità di vincere, e quindi quando la matematica sta dalla vostra parte non è che si può fare più di tanto. Guarda, questo qui per esempio, attenzione, questo è un 2000, questo è un 2000, questo è un 2000, questo è un 2000, questo è un 2000 poco simpatico, molto poco simpatico. Mi ha già messo in crisi. Qui c'è la crisi, qui c'è la crisi, qui c'è la crisi, qui c'è la crisi, ma non è un problema. In realtà sono fiducioso, ragazzi. Quello che lui non ha è la fiducia, perché bisogna essere sempre fiduciosi con la difesa 300, capito? Se non hai fede, questa difesa non funziona. È un po' psicologica come cosa, però ti assicuro che funziona veramente così. Se hai fiducia, questa difesa funziona. Se non hai fiducia, non funziona. Per esempio, se io adesso ti gioco una roba di questo tipo, ho una roba così, vedi? Mi ha fatto distrarre. Mi ha fatto distrarre. Ah, mi regali questa mossa? Mi regali questo tempo? E allora va bene. Io lo accetto. Lo accetto. Lo accetto perché io sono di una mentalità aperta. Accetto sempre i regali dei miei avversari, perché comunque, cioè, non accettare un regalo è un po' come, non so, essere delle cattive persone, no? Alla fine, insomma, i regali sono fatti per essere accettati, no? Sono sotto di tempo, l'ho visto solo adesso, bisogna muovere a caso, bisogna muovere a caso, bisogna muovere a caso, abbastanza in fretta, 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 maledizione. Che cosa ho vinto? Che cosa ho vinto? Dottor Tarrash, bravo, bravo, bravo. Via, via ragazzi, si va. Cioè, vabbè, dai, facciamoli vincere ogni tanto questi avversari, perché sennò poi diventa un po' una noia, no? Cioè, che roba è giocare sapendo di vincere sempre? Non ti diverti, no? Quindi questo, diciamo, è un'altra caratteristica fondamentale della difesa 300, cioè vincere con abbastanza facilità contro avversari. Mi fai il sacrificio? Me lo fai il sacrificio? Me lo fai il sacrificio? Non me l'ha fatto. E allora, se tu non sei così, diciamo, predisposto ai sacrifici, vorrà dire che te li faccio io, i sacrifice. Ti faccio dei bei sacrifice che te li ricorderai proprio per tutta la tua life. Per tutta la tua life. Ragazzi, dove vengono a fare queste cose giocando a un minuto? Mamma mia, c'è un pedoncino. Ui, bam. Mamma mia, ragazzi. Che struttura che mi sono creato. Veramente, cioè, a volte mi faccio schifo da solo, che dico, ma come faccio a crearmi delle strutture così potenti con la difesa 300? Poi dico, vabbè, in effetti è proprio la difesa in sé che è così forte, quindi io non è che ci possa fare più di tanto, è la difesa che mi impone di essere, insomma, in questo modo, capito? Bam, no, ho sbagliato, vabbè, non era bella questa, perché andava così, lui faceva così, vabbè, la vincevo. Comunque 27 secondi di difesa 300. Sono carichissimo, mi devo rifare da quelle due sconfitte che veramente, veramente non mi sono very piaciute. Su, andiamo di trecentismo puro, trecentismo allo stato puro. Ah, maledetto. Qui ho sbagliato io, ho sbagliato io di bestia. Ho sbagliato io di bestia.
brutta, 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 ma ragazzi c'è sempre il fattore tempo. 5 secondi di vantaggio, 5 secondi di vantaggio e la partita è praticamente già... Si è già conclusa, ragazzi, si è già conclusa. Attenzione, c'è il matto, non lo vede? Matto, scacco matto! Mamma mia, difesa 300! Mamma mia, difesa 300! Che cosa gli combina? Che cosa gli combina? In pieno medio gioco, un controgioco incredibile mentre lui cercava di fare il matto a me. Io gliel'ho fatto a lui, difesa 300! Mitica, mitica, mitica. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!